Oggi a Trissino la seconda edizione della Marcia dei Fiori con la P davanti, la manifestazione contro la contaminazione dell'acqua da PFAS. Più di 1500 i presenti che hanno chiesto fonti di approvvigionamento alternative per gli acquedotti. Matteo Mokorovicic. Mia figlia ha fatto le analisi a 14 anni, a 50 di FOA, dove il range sappiamo che il massimo è 8. Ma il problema è 2,75 di colesterolo, che non ha nessun senso di esistere su una ragazzina di 14 anni. Ivana Schiavo è di Lonigo ed è in testa al corteo con le altre. Nel giorno della loro festa le mamme aprono la Marcia dei Fiori, manifestazione per dire basta ai PFAS. È il secondo anno che viene organizzata. Quest'anno la novità arriva dagli esami del sangue. Si sa che gli acidi hanno contaminato le persone. In tanti così hanno gridato la loro rabbia ed esasperazione. Le mamme sono bestie quando toccate i loro figli. Avete capito? Guai a voi chi tocca i nostri figli. Più di 1500 i presenti. Alcuni sono partiti in bicicletta da Montecchio fino a Trissino, dove li aspettavano altri davanti ai cancelli di Miteni, l'azienda che ARPAV ritiene la principale responsabile dell'inquinamento. Poi a piedi si sono spostati davanti al comune. Sulla scalinata hanno deposto dei fiori, simbolo di acqua pulita, e richiesta alle istituzioni e alla politica di intervenire al più presto per tutelare la salute. Noi chiediamo che i cittadini possano bere acqua pulita libera da PFAS attraverso una nuova presa dell'acquedotto. Il progetto è pronto, la regione tentenna, bisogna agire subito. E poi chiediamo l'applicazione immediata della legge sugli ecoreati, perché dopo la sua entrata in vigore ora ci sono gli strumenti per impedire agli inquinatori di continuare a sversare inquinamenti nelle nostre acque di falde superficiali. Davanti a Miteni, forze dell'ordine schierate, dopo che a marzo alcuni antagonisti si erano introdotti nel piazzale con un blitz. Per questo quest'anno l'azienda, a differenza dello scorso, non ha aperto le porte ai manifestanti.